Buongiorno e bentrovati con voi La Linea. Si è celebrato questa mattina in comune a Udine il primo matrimonio in friulano dell'amministrazione Fontanini. A celebrare le nozze il consigliere Govetto. Ci colleghiamo con Udine dove c'è per noi Marco Pasquariello. Palazzo da Ronco, dalla sede del comune di Udine, dove è da poco terminato il matrimonio di Tommaso e Serenella di Risano. Un matrimonio particolare, lo avete già detto, perché interamente in friulano, il primo matrimonio in friulano dell'amministrazione Fontanini. Abbiamo raccolto la loro emozione e l'emozione anche di chi ha celebrato questo matrimonio, il consigliere Govetto. Chiaramente la prima cosa che vediamo è perché scegliere il friulano? Perché è la lingua che ho sempre parlato a casa, è la lingua con cui sono cresciuto. Una sposa che è arrivata in moto, da quanto tempo state insieme? 3 anni. E lui ti ha chiesto di sposarti? Ce lo siamo chiesti a vicenda. Sì. Comune accordo. Avete dovuto rinviare il matrimonio per il Covid? No, avete scelto già questa data? Sì, ci saremmo sposati comunque al di là di qualsiasi tipo di restrizione in vigore. Non capita tutti i giorni di celebrare un matrimonio in friulano? No, non capita tutti i giorni e questa in verità è la prima volta e anche per questo è stata comunque una bella emozione, credo un giorno bello non solo per gli sposi ma anche comunque un po' per tutti quelli che parlano friulano e sono tanti come me, quindi bella. Ecco, consigliere, cosa ha pensato quando gli ha fatto la richiesta appunto il sindaco di celebrare questo matrimonio in friulano? Ma ho pensato intanto, come dire, è stato bello e qua continuano i festeggiamenti intanto. Ecco, no, ho pensato che era un po' un onore, nel senso che appunto la possibilità di fare un atto formale così importante, anzi decisivo per la vita di qualcuno nella nostra lingua madre, in Marilenghe, ecco, penso, cioè è stata una cosa che penso che è un onore, ecco, ed è anche un bel ricordo che porterò dentro rispetto a questa mia esperienza di amministratore di Udine. Si è conclusa da poco l'assemblea dedicata alla concessione demaniale della GIT di Grado. Il Comune vuole la proroga fino al 2023. Per i dettagli ci colleghiamo con l'Isola del Sole dove c'è per noi Alexis Sabot. Sì, eccoci, siamo a Grado assieme alla sindaco Dario Raugna, proprio perché in questo momento, poco tempo fa, è terminata un'assemblea che vedeva il tema delle concessioni demaniali. Com'è andata? C'è stato un clima estremamente collaborativo e disteso tra tutti i presenti, ovvero tra il Comune di Grado, il socio promoturismo e l'amministratore unico. Abbiamo analizzato i documenti sul tavolo e per opinione condivisa l'idea è quella di stipulare, il contratto per l'estensione della concessione fino al 2033. Sono in corso gli ultimi approfondimenti di dettaglio che vedono impegnati i rispettivi legali, ma sono fiducioso in una soluzione, felice, soprattutto per GIT e per i suoi lavoratori, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Proprio per dare continuità ai lavoratori della GIT e per il servizio stesso della spiaggia, non solo della spiaggia? Indubbiamente tutti comprendono come GIT senza la concessione non abbia più ragione d'esistere. GIT è veramente un'azienda molto importante per il tessuto gradese, no? Economico, imprenditoriale, e che vale molto di più del 10,7% detenuto dal Comune di Grado. C'è molta apprensione da parte dei lavoratori e delle loro famiglie e quindi questa estensione della concessione andrebbe effettivamente nel segno della continuità. Poi non siamo degli ingenui, sappiamo che la questione della Bolkestein e di queste concessioni è dibattuta a più alti livelli, anche in sede comunitaria, ma come amministratori locali, proprio per una questione di responsabilità nei confronti di questa azienda pubblica e dei suoi lavoratori, noi ci siamo spesi immediatamente per riuscire a dare una prospettiva di futuro a questa azienda. Sindaco, parliamo di territorio e di turismo, c'è già un bel movimento, le prenotazioni stanno andando molto bene, sold out agosto ma anche luglio. Sì, il feedback che riceviamo dagli albergatori è molto positivo. Il prodotto Grado in questo momento è molto ricercato sul mercato, anche da luglio abbiamo un livello di prenotazioni molto alto e devo dire che nonostante le premesse iniziali che tutti conosciamo,
anche il 2021 secondo me potrebbe risolversi nel migliore dei modi per la nostra località. Ci sono novità, c'è un parcheggio nuovo e poi anche la possibilità per gli operatori turistici di vaccinarsi qui a Grado, anche qui ci sono 2 giornate dedicate. Sì, il parcheggio è stato consegnato il primo lotto del campo sportivo dell'Isola della Schiusa, sono 190 posti auto. Poi prevediamo la costruzione di un secondo lotto in aggiunta a quello che costruiremo nell'area delle ex Piscine Italia, dove adesso abbiamo realizzato un parcheggio a raso, ma la cui sopraelevazione prevederà ulteriori 260 stalli. Questo è nell'ottica, voglio dire, di una futura pedonalizzazione o comunque di restrizioni per l'accesso dell'area del porto. Per ottenere tutto questo occorrerà avere una buona disponibilità di parcheggi all'esterno. Ovviamente sono cose che vanno realizzate nel tempo e con criterio, e da questo punto di vista insomma ci stiamo muovendo secondo me nella giusta direzione. Buona anche l'iniziativa assunta da Sugi di portare a Grado un centro vaccinale. Verranno adesso vaccinati tutti gli operatori della GIT e delle attività economiche in generale, e poi ci sarà, e questo verrà fatto in un centro vaccinale dislocato presso la struttura delle sabbiature di GIT, e poi ci sarà anche l'apertura del centro vaccinale nel distretto sanitario. Una cosa molto importante che avevamo chiesto sin dall'inizio, trovando finalmente soddisfazione. E questa è davvero una bella notizia. Una buona estate, auguriamo al sindaco, che poi lavorerà per la campagna elettorale, o sta già lavorando? Sì, stiamo lavorando per la campagna elettorale e in verità non abbiamo ancora capito chi sarà il nostro avversario, ma immagino che si paleserà a breve. Nel frattempo noi stiamo serrando i ranghi, stiamo già producendo il nostro programma elettorale, sono già 6 mesi che abbiamo detto ai nostri elettori come sarà composta la nostra alleanza e da chi, proprio nell'ottica della massima chiarezza nei confronti di chi eventualmente ci vorrà votare. Grazie Sindaco, in bocca al lupo e buona estate, a voi la linea. Grazie Alexis. Il problema del rumore eccessivo provocato dalla movimentazione delle merci all'interporto di Pordenone, al quale sono sottoposti alcuni residenti della città, è stato preso in carico dalla lista La Civica con il consigliere comunale Mario Bianchini, che ha avviato un dialogo con Interporto e coinvolto Serracchiani e Bolzonello per la risoluzione del problema. Il problema dei rumori che sta creando l'interporto di Pordenone e del quale si sono lamentati alcuni residenti, soprattutto del quartiere di Borgomedunna, è stato preso in carico dal consigliere comunale Mario Bianchini della Civica, che ha portato all'attenzione questo problema. Sono arrivate anche le rassicurazioni da parte dell'amministratore delegato Bortolussi proprio ai nostri microfoni sul fatto di cercare di risolvere il problema, ma i residenti sono ancora preoccupati. Perché? Sì, grazie. Allora mi farebbe piacere fare un piccolo passo indietro, nel senso che da 2 anni che Interporto ha avviato questa sua politica di ingrandimento dello stesso, e noi siamo contenti di questo, e anche i cittadini di Borgomedunna. È chiaro che erano preoccupati, come diceva lei prima. Da 2 anni a questa parte noi, consiglieri di opposizione, in particolare la Civica, hanno lasciato l'attività all'amministrazione comunale, perché era corretto così. Abbiamo scoperto che nulla è stato fatto in questi 2 anni, l'assessore Almirante nulla ha fatto, se non dire alla fine di rivolgersi alla magistratura, cosa che secondo noi è sbagliatissima. A quel punto siamo intervenuti, abbiamo parlato con i cittadini e abbiamo trovato un'ottima sponda da parte dell'amministratore delegato Bortolussi, come diceva lei, che si è subito messo al lavoro per capire il disagio, anzi lo conosceva già, ma per andare a risolverlo. E nello specifico noi abbiamo contattato anche la Serracchiani, perché è colei che in questo momento a livello nazionale sta gestendo tutto il ragionamento di Interporto, e abbiamo avuto delle ottime rassicurazioni che riporteremo in un incontro pubblico a metà luglio insieme all'amministratore delegato, ma nel frattempo abbiamo contattato la popolazione. Quali sono gli accorgimenti che chiedete per ovviare al problema? 2 sono i filoni importanti. Uno deve essere risolto nel breve termine, deve essere, possiamo dire così, mitigato il rumore nel breve termine, con alcuni accorgimenti. E poi nel medio termine ovviamente queste barriere antirumore che devono andare dalla fiera fino a, di fronte alla Savio, e devono essere fatte di una certa altezza, di una certa importanza. Nel breve
possiamo tranquillamente dire che oltre alle luci abbassate che già l'amministratore delegato insieme all'Interporto hanno fatto, ci deve essere anche un'attenzione per un locomotore che è sempre attivo quando anche non è necessario che lo sia e quindi va spento in quel caso, ma anche alla diminuzione dei cicalini, che sono quei rumori di retromarcia che hanno i grandi mulettoni, che sono uno dei fattori più importanti, insomma, di questo rumore, e poi cercare di programmare l'attività fino a una certa ora alla sera, quindi 7:30, 8, e lasciare così la libertà alle persone di aprire le finestre in questo momento d'estate, essere più tranquille. L'altro passaggio invece nel lungo termine, invece queste barriere fonoassorbenti sono indispensabili. Il costo sono un paio di milioni di euro, non è sicuramente un costo irrisorio, tutt'altro, ma abbiamo visto che Sergio Bozzanello in Regione ha già chiesto un contributo dalla Regione stessa, Serracchiani farà il suo a livello nazionale anche con l'accordo con Ferrovie dello Stato, e forse il Comune dovrà cominciare anche lui a pensare a qualcosa, visto che dopo alla fine il responsabile della salute è il sindaco della cittadinanza di Pordenone. La puntata di A voi la linea oggi termina qui, tra poco appuntamento con Pronto chi parte, spazio dell'Agenzia Turismo 85 che propone offerte per viaggi e vacanze. Rimanete con noi, buon pomeriggio.